Amici di Gazzetta Regionale, ben trovati per una nuova puntata di GR Review. Oggi è lunedì 11 febbraio 2018, io sono Gabriele Ziantoni, con me c'è il direttore Diego Cavaliere. Ciao Diego. Ciao a tutti ragazzi. In buongiorno. Cabina di comando c'è il Deps Valerio De Epifanio, che salutiamo. Ciao Deps. C'è anche ciao ragazzi. Piastra in redazione. Bene, una nuova puntata per parlare di quello che è successo nel calcio dilettanti, nel calcio giovanile, anche in Serie A, tutto quello che è accaduto nel Lazio. Non saremo però soli a farlo perché abbiamo deciso di coinvolgere una serie di ospiti, tra i quali probabilmente il primo è il più importante. Il primo è il più importante, certamente. Il primo è più importante, è un personaggio di spicco del calcio laziale. Lo invitiamo subito, non è qui con noi, ci avevamo detto che sarebbe entrato con noi in studio, però ci tiene a fare questa entrata trionfale, un po' protagonista, un po' prima donna. Ti posso dire che ci sta anche, dai, Ci dopo sta, il Festival se di lo può Sanremo permettere. vinto da Mahmood, noi abbiamo anche il nostro, diciamo, vincitore morale del festival di che cosa, non lo so. Del Festival di Gazzetta. Tanto sta partendo una telefonata, ma invitiamo con noi Attilio Ortensi. Ciao, Diego Cavaliere di Gazzetta Regionale. Ciao Attilio. Diego, Nicola, che c'è? Voleva qualche cugino? No, c'è Gabriele Ziantoni con me qua in trasmissione. Sei in diretta, Attilio, non mi dite parolacce. Ma scusa, puoi avvisare prima per favore? No, Attilio, lui è il nostro primo ospite a sorpresa. Facciamo le cose a di sorpresa. GR Interview. Allora, Attilio Ortensi, direttore generale dell'Accademia Calcio, con te vogliamo parlare di queste ultime 10 giornate che insomma si stanno per preparare, no? Di calcio giovanile. Un attimino Attilio, che però prima facciamo entrare il nostro grande esperto che è con noi, che ti farà delle domande scomode. Attento Attilio, che è Simone Scibetta. Simone? Eccoci. Eccolo che arriva. Fate partire un jingle, se no io non ci vedo. Fate partire un jingle, per favore. Se poi ci possiamo pensare. Cantate voi qualche cosa. Perché Se sennò poi ci io- possiamo Oh, pensare. voi Io vedete, l'avevo anche preparato. Per cui- l'avevamo preparato, ma dalla regia di Epifania veramente. È scarsissimo. Però eccolo qui. Vai! Gioca con noi Simone Scibetta. Vieni Simone, vieni. Anche l'entrata, ragazzi, è un passo importante. Ok, stringiamo Eccoci la... qua, Scusa eccoci, siamo Attilio, già ma lunghi. come puoi immaginare Scibetta per noi è un ospite molto, molto importante. Anzi, fatemi dire... Letto, Scibetta è letto? Fatemi dire una cosa, che per me questo è un sogno che si realizza, essere qui nella trasmissione più seguita del calcio laziale e della capitale, possiamo dirlo. Ma anche forse d'Italia. Io sono- Esatto. Posso fare il romantico, posso fare un attimo il Certo. romantico. Voglio fare i complimenti agli ideatori, ai fondatori di questa bellissima trasmissione, Diego Cavaliere e Nicola Cavaliere. Grazie direttore, grazie, siamo al 15 del mese. Siamo vicini. Ok. Un saluto a Diego. Probabilmente è uscita fuori questa trasmissione da una serata non propriamente sobria, ma ne parleremo più avanti. Torniamo a Attilio. Torniamo a Attilio? Torniamo a Attilio. Attilio, volevamo parlare con te. Io non voglio essere complice, io non bevo, sostengo, ragazzi. No, questa era una cosa che riguardava i fratelli Cavaliere, quindi non ti preoccupare. Scibetta che- Attilio, parliamo di questo settore giovanile che ormai è giunto a 10 turni dalla fine, quindi stiamo preparando di fatto le griglie, si stanno per delineare le griglie dei playoff. Questo è quello che c'è scritto anche in prima pagina oggi. Contro Hai la comprato rovescia. la Gazzetta, Attilio? Secondo te l'altro non mi fa vedere? Oste come il vino è buono. Allora ti chiedo che cosa c'è a pagina 14. Ce l'ho in macchina, guarda. C'ha sempre la risposta pronta, Attilio, ragazzi. No, adesso a parte gli scherzi, Tiro, tiriamo le somme, partiamo dall'Accademia, insomma. Ieri c'è una categoria in particolare che ha perso una grossa occasione. Penso che Ma perché poi mi chiamate proprio oggi? Scusate, no? Poi Oh. chiamarmi lunedì scorso. No, oggi Mi perché chiamate oggi che è stato un disastro, porco cane. Perché Ma- mi chiamate oggi? ti abbiamo chiamato oggi perché sappiamo che tu sei molto sportivo. E sicuramente ieri non eri arrabbiato. No, niente. No, adesso a parte gli scherzi, diciamo, facciamo il punto un po' della tua accademia, insomma. Come giudichi questo cammino arrivati a 2/3 della stagione? Ma un cammino direi negativissimo. Negativo, proprio negativo. Ti aspettavi di più, Sono quindi? sincero, hai detto che devo essere sincero, io sono sincero. È negativo, sì. È negativo, mi aspettavo di più da tutti, mi stanno dando soddisfazione quelli che io pensavo che invece facevano dei campionati 2004, un campionato di media alta classifica, invece oggi è lotta per le finali. Il 2005 è una squadra tecnicamente molto bravi, però fisicamente
ero convinto che pagavano quel Dazio, invece giocano bene e fanno risultati, ci siamo un po' tolti da una zona un po' pericolosa, siamo a 7 punti insomma dal quarto ultimo posto, perciò credo che queste due squadre sono quelle che chiaramente mi hanno dato soddisfazioni. Le altre sinceramente no. Come ci si rialza, Attilio, adesso? Che stadio si aspetterà un'estate di grosso lavoro, insomma, quindi da quello che abbiamo capito. Ma guarda, io credo onestamente, sono sincero, la Juniores è una buona squadra, ma io quest'anno ero convinto che era dura per arrivare alle finali, anche se noi abbiamo perso delle partite veramente incredibili, magari dominando, poi alla fine non abbiamo raccolto niente. Però è una squadra che sinceramente, confronto alle ultime Juniores, era un pochino, insomma, un po' più debole, diciamo, dai, finalmente qualche reparto è un po' più debole. Perciò non è che mi aspettavo o sono deluso che non andiamo alle finali, sono deluso da delle prestazioni, cioè delle partite buttate così, insomma, buttate senza una logica, senza saper fare, convinti, no? di una cosa, di una convinzione che hanno che poi fondamentalmente non ce l'hanno, perciò è una squadra che deve lottare fino a quando non sta sotto la doccia a quando lottare, invece delle volte mollano molto prima e questo ecco coincide con 6-7 punti in meno che abbiamo. Tutto qua. Attilio, come sai, da qualche tempo abbiamo anche inaugurato questa nuova rubrica sulla Serie A, no? Me ne occupo io, visto che ho passato tanto tempo tra i campi sia italiani che europei, quindi ti volevo chiedere, insomma, domani c'è la Champions League, ci siamo ripresi a Verona, è andato tutto molto bene, abbiamo vinto 3-0, gol di Dzeko, anche lui a segno, che ne pensi? Insomma, siamo messi bene con sta Roma, dai. Attilio, Ci sia indifferenza. No, bene, no, sei d'accordo, no? Cioè, noi che siamo tifosi della Roma, prima di essere professionisti. Ma guarda, io sono convinto che adesso con il Porto io sono convinto che la Roma non abbia problemi. L'importante è che spero che i giocatori delle volte entrano a borsa. Se permetti, Attilio, io metto le mani sotto al tavolo, fammi finire il discorso. Ah, ok. Io vedo, spero che i giocatori quando insomma, o il magazziniere quando prepara le borse si ricordi da mettere i scarpini, non la racchetta, perché ultimamente voi comportate. niente da fare. È il solito. Attilio, prima di salutarti ti vogliamo sottoporre un gioco che si è inventato il nostro Simone Scibetta. Lo sai che io sono cattivello, Attilio, tu lo sai. Giù dalla torre, ti dirà due nomi, te dirai. No, dai, ecco. No, è una cosa molto semplice. Io già sto poco simpatico, Non è No, vero, ma non sono è vero. cose molto tranquille. Attilio, tu lo sai, io sono buono. molto semplice. Io sono buono. No, sono cattivello, ma sono anche buono con Attilio Ortensi. Allora, Attilio, io ti dico due nomi e tu mi dici di buttare giù e la motivazione, va bene? Ma anche senza motivazione. Allora, sei pronto? Allora, dimmi, tra Sarri e Allegri, chi butti giù? No, guarda, questo senza problemi. Vai. Senza problemi. Butterei Sarri, ma con la speranza che la torre non stia a 2 metri perché sennò si salva. Maurizio, l'amicizia. Ti do anche le motivazioni. Allenatore super valutato, allenatore presuntuoso. Salutiamo Maurizio Sarri che ci segue. Ciao Maurizio. Ciao Seconda coppia, Di Canio o Signori? Aia. No ragazzi, qui mi sto dando una coltellata. E manca la terza? Buttali tu, Attilio, è il caso. No ragazzi, qui mi state a dire, cioè, qui mi state a dire come se devo buttarmi moglie o mia figlia. No ragazzi, così. Allora andiamo avanti, dai. Allora questa puoi non rispondere. Adesso ti faccio l'ultima, però ci devi dire la tua qui, eh. Sei pronto? Pronti. Chi butti giù tra Pane e Contaldo? Sincero. Vai, Attilio. Allora, tra Pane, sarò proprio sincero perché tanto non ho problemi. Allora, tra Pane e Contaldo, sinceramente, ultimamente, se mi date la possibilità, li butterei giù tutte e due. Allora salviamo Di Canio e Signori. Visto, allora, ecco, bravo.
facciamo così, guarda. Salviamo la torre. Salviamo dei cani e signori e contraccambio con tutti e due. Però se poi dopo all'ultimo proprio tutti e due si raccomandano, ti prego io no, salvo tutta la vita pari. Ok. Salutiamo naturalmente anche entrambi li salutiamo. Vai nel contatto della Torre Testa. Attilio, sei stato gentilissimo, ti mandiamo un abbraccio. Dai, ragazzi, sempre così, un abbraccio a tutti. Sempre Forza Roma, Attilio, ciao, grazie, ciao, è andata così. Non vale però così, dal presentatore. Puoi richiamarti, aspettiamo in relazione con la tua È vendetta. colpa della regia, ha sfumato. Attilio viene qui, io te lo dico. Quando si lavora in radio per anni, va pronto? È caduto, in realtà hai fatto segno, ok. Ah, ecco perché io ogni volta che chiamavo... Così, ho capito. richiamaci, mettiti meglio. Provate a insultare il signor Ora Antonio. torniamo però seri per un secondo perché c'è stato un Esatto. brutto caso da discutere, è successo in promozione tra Latri e Ferentino, è stato praticamente colpito con una bomba carta, o meglio, la bomba carta insomma nel suo fragore, nella sua esplosione ha colpito il team manager della squadra ospite del Ferentino. Tramortito, diciamo. Sì, Marcello Zera, che insomma non se l'è vista proprio bene, massaggio cardiaco. Massaggio cardiaco no, massaggio cardiaco poi ne parleremo, Ah, ok. è la notizia che voleva smentire Fantastico. e anche non c'è stato Comunque massaggio trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Alatri di San Benedetto, chiaramente gara sospesa, quindi ne vogliamo parlare perché è giusto farlo ed è il caso anche di farlo con qualcuno che è protagonista, purtroppo non direttamente con Marcello che in questo momento Assolutamente, sta stiamo- pensando a guarire, però tutto sommato la situazione è abbastanza tranquilla, giusto? Sembrerebbe sì, ora ce lo faremo raccontare da figlio di Marcello Zera, Alessandro Zera, che anche lui è il segretario del Ferentino, e ci faremo raccontare insomma quello che è accaduto appena sarà in linea, se riusciamo a contattarlo. Comunque c'è anche da sottolineare che i due capitani in maniera molto sportiva, molto giusta, umanamente Non se la sono giusta, sentita hanno di- firmato una dichiarazione per non continuare il match. Sono bruttissimi episodi che non dovrebbero riguardare il calcio. Purtroppo in questo non momento riusciamo- sono anche momenti particolari. Assolutamente, sicuramente. Quindi- Siamo riusciti a parlarci stamattina. Comunque il padre sta migliorando, questa è Questa è una buona notizia. È una notizia importante. L'attacco ha dato esito negativo, tutti gli esami che hanno dato esito negativo. Quello che ci teneva a sottolineare Alessandro, io riporto le parole che ci ha rilasciato questa mattina. E le notizie sul massaggio cardiaco effettuato a bordo campo non Ok. sono state E smentiamo. sono smentite direttamente da uno dei protagonisti, un testimone oculare, e soprattutto il padre non aveva nessun problema di cuore come altri organi di informazione avevano scritto. Quindi, facciamo gli auguri sì, certamente a Marcello Zera. Vogliamo parlare di una bella storia? Allora, è capitata in Under 15, cari ragazzi, che troverete anche la prima pagina, della storia di Alessio Giustini, Sì. giovane 2004 del Città di Ciampino, caro Gabriele, che nella partita di ieri contro l'Albalonga ha segnato 5 gol. Pocherissimo, come diciamo. Non so se metterlo on top, caro Alessio. Scherzi a parte, la novità è che Alessio ha preso 10 in pagella dal nostro Andrea Candelaresi, il primo 10 in pagella della stagione dell'Under 15. della storia di Gazzetta Regionale. Bisognerà parlare a memoria. con Candelaresi perché solamente il 10 si irà solo a Falcao. A Ortenzio. E a Ortenzio, nel caso, per cui... Voi avete mai messo un 10 in pagella? Ma non è mai successo di metterlo, forse una volta lo misi per un gesto di fair play. Misi No, un io 10 molto in pagella tanti per, 4, pochissimi 10. che Ma nessun dico- 10 forse. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. Salutiamo naturalmente il signor Zera e Tutta la famiglia Zera. tutta la famiglia. Gli facciamo gli auguri della più rapida. Comunque della smentiamo regione. in maniera categorica la possibilità che ci sia stato un massaggio cardiaco a bordo campo dopo l'episodio. Questa bomba carta è caduta, il fragore ha chiaramente tramortito il team manager. Che ha perso effettivamente i sensi. È successo a tante altre persone, io ricordo in Serie A ad esempio Dida, in un derby di Assolutamente. Champions League, ancora prima ricordo Tancredi che venne tramortito a San Siro e fu l'esordio poi di Angelo Peruzzi, ma sono altre storie. Facciamo un passo indietro un pochettino più breve, torniamo a mercoledì scorso perché al Tre Fontane si è giocata la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Grande telecronista.
Grandissimo, è il più grande che c'è, direi, proprio... telecronista. Grazie mille per la possibilità, ero io. Non era Nicola? Non era Nicola, non era Nicola, e ci siamo tanto divertiti, sono tornato col botto, nel senso che fino ai calci di rigore, proprio ci hanno trascinato fino ai calci di rigore. Stava la partita però, molto bella, il vantaggio di Giordani di testa per il team Nuova Florida, poi è arrivato il pareggio di Mario nella parte finale della partita, in maniera abbastanza fortunosa, dopo un'azione di Silvagni che si è messo in proprio veramente, ha provato a tirare in porta, la palla è passata tra il palo e il portiere, ha preso l'altro palo, Di Mario dalla Pace ha pareggiato fino ai calci di rigore, che poi insomma hanno visto trionfare il team Nuova Florida. Tutti i contributi video sulla nostra pagina Facebook, per chi ancora non l'avesse fatto, che hanno avuto un ottimo successo. È solo l'inizio, grazie anche all'arrivo di Gabriele, di questa nuova web TV che stiamo iniziando a strutturare, a lanciare, che comprende questa trasmissione, ma anche tantissime altre iniziative su cui stiamo lavorando. Rimanete, stay tuned, come si dice, rimanete collegati. Vi posso interrompere? Salutiamo il nostro direttore commerciale Tommaso Rossini, che siamo vicino al 15 del mese. È sempre un piacere vederti, soprattutto da qualche giorno. Fino a quando c'è la passione, ragazzi. Grazie Tommaso. Fino a quando c'è la passione si va avanti. Bene, un buon momento per il team Nuova Florida, perché non solo ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza, poi il mister Bussone, intervistato dal nostro Mancin, ha detto sì, però abbiamo vinto insomma un trofeo molto bello, che ci rende molto felici, ma abbiamo fatto poco perché l'obiettivo è arrivare in Serie D e ci possiamo arrivare solamente attraverso il cammino nazionale, quindi abbiamo appena cominciato, ma ieri ha accorciato poi di fatto le distanze dalla capolista del girone A, che è il Valle del Tevere, perché ha pareggiato 0-0 contro il Monterotondo, quindi buon inizio anche per Gregori, che è arrivato sulla panchina a sostituire Sulimina, e ha vinto 5-2 invece il team Nuova Florida contro il Villalba, con un gol di Giordani, che aveva fatto anche gol in finale. Assolutamente. E un poker, in questo caso non pokerissimo, un poker per Cristian Massella, che si guadagna anche uno spazio in prima pagina. Chiedo alla regia di approntare il collegamento, se riusciamo. Si guadagna assolutamente un posto in prima pagina, perché non capita tutti i giorni di segnare 4 naturalmente reti. diciamo che Cristian è sicuramente nella top 5 più 1 di Eccellenza, quindi sarà uno dei protagonisti dei nostri sondaggi che tanto stanno spopolando su Facebook, e vediamo se Cristian risponde. Oggi non riusciamo. Forse sono io che porto sfortuna a questo punto. punto. Perché non ti alzi e te ne vai? Eccolo qui. Cristian, ciao, benvenuto in Gazzetta Regionale, ben trovato. Buonasera, ciao. Ciao, allora Cristian. in collegamento con te ci sono io, che sono Gabriele Ziantoni, c'è il direttore Diego Cavaliere e c'è Simone Scibetta. Ciao Cristian. Ciao Cristian, buongiorno. Buonasera. Allora, intanto complimenti insomma per la, come si dice, quadripletta, il poker di ieri. Ti era mai successo in carriera di fare altri 4 gol in una partita sola? No, sinceramente no, in queste categorie no, mi era mai successo. Magari nelle giovanili era più... Sì, forse nelle giovanili nelle giovanili sì, già delle regionali mi era capitato, sì. Senti, Però in queste categorie no. Senti Cristian, facciamo un passo indietro, torniamo un attimo a mercoledì, insomma una grande gioia, direi. Sì, una grande gioia a livello personale e diciamo anche a livello di squadra, per l'importanza della partita e l'importanza del campionato, perché era una partita fondamentale per fare i 3 punti e poi andare a Valle del Tevere col bottino pieno, diciamo. Ecco, una cosa molto importante che aveva chiesto anche il vostro allenatore era di riuscire a mantenere alta la concentrazione sul campionato. Quanto è stato difficile mettere da parte l'entusiasmo per la Coppa e rituffarsi subito sul campo, o è stato un passaggio semplice per il vostro spogliatoio? Guarda, diciamo che la Coppa è stata un'enorme gioia vincerla, perché io non l'ho mai vista, poi per tutti quanti i ragazzi comunque è stata una soddisfazione enorme, però diciamo che non è che ci ha fatto vincere il campionato, abbiamo vinto la Coppa e comunque siamo rimasti con i piedi per terra e la concentrazione è andata subito per Villalba, quindi per domenica scorsa. E quindi niente, eravamo concentrati sul campionato. Cristiano, se posso, come gestirete, come Bussone vi sta facendo gestire le energie, visto che tra poco sarete l'unica squadra che affronterà il doppio impegno? Gestiamo le
le energie facendo anche turnover, vediamo, anche perché la Coppa Italia di energie ne sprechi, anche perché giochi mercoledì, domenica, quindi vediamo un attimo quello che fa il mister, noi ci mettiamo a disposizione, cercheremo di fare il massimo su tutti e due i fronti, però noi siamo concentrati sul campionato. Ecco, sul campionato la prossima settimana c'è questa grande sfida tanto attesa. Secondo te, Christian, è un passaggio decisivo o mancano ancora abbastanza giornate che qualsiasi risultato non si decide nulla? No, il risultato di domenica è importante, perché il risultato di domenica ci fa prendere i punti alla Valle del Tevere, andiamo a -1 se vinciamo, quindi il risultato è molto importante per noi, anche perché la domenica dopo la Valle del Tevere riposa, quindi noi possiamo addirittura superarli, quindi è importantissimo. Diciamo è iniziata l'operazione sorpasso E ci questa sta. Mi settimana. ricorda un po' la rincorsa della Roma all'Inter di Mourinho, -4. poi Così però è -1. brutto, così la stai gufando, No, perché no. alla fine ha vinto l'Inter. Oddio, no, no, perché scusami Christian, però quella partita con la Samp non la considero, per me non si è mai giocata, per cui grande rincorsa, alla fine abbiamo vinto, credo, no? Ok, fantastico. Christian, ci hanno detto che probabilmente la dedica del tuo poker è quasi scontata, perché ci dicono che oggi tua moglie compie gli anni, non so se vuoi approfittarne per fargli gli auguri anche da qui, prima di salutarti. Sì, ecco, perché mi ha rimproverato che nell'intervista non gli ho dedicato il gol, però l'ho dedicato al Messaggero, quindi ne approfitto, quindi gli dedico alla mia moglie che oggi compie gli anni e dedico il gol a tutta la mia famiglia. Fai bene, Vai bene, Christian. Grazie mille a Christian Massella. A presto, Christian, e complimenti. No, Florida. Ciao Christian, un abbraccio. Ciao Christian. Mi era piaciuto più prima con Ortensi che gli avevo... No, ma non puoi fare sempre così, però. Lo so, però trattiamo bene i nostri cattiveria. ospiti. Anche perché bisogna essere molto dolci e molto romantici, perché siamo entrati nella settimana di San Valentino. Diego è sposato, quindi festeggerà Facciamo, diciamo, giovedì sera con la moglie, tutte le cose che si fanno, no? Lui solamente festeggia dicendole qual è la top 5, top 5 più in questo modo. Approfittiamo, dai, chiudiamo la trasmissione. Facciamo i saluti Facciamo alle gli nostre auguri compagne, allora. alle compagne, alle mogli, alle fidanzate, soprattutto quelli dei giornalisti di Gazzetta dello Giornale che ci sopportano il sabato e la domenica. Loro due sono liberi, ragazzi, sono single, appuntatevelo. E facciamo l'ultimo saluto invece ad Alessandro De Angelis, giocatore della Vigor Perconti, che ieri ha avuto un brutto infortunio, è ricoverato all'Umberto I. Alessandro, tieni duro, sappiamo che ha avuto una frattura dello zigomo in uno scontro di gioco durante la partita d'eccellenza, frattura dello zigomo, gli facciamo gli auguri, speriamo di vederlo presto. In bocca al lupo Alessandro, quindi grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di guardarci sulla nostra diretta Facebook. Mi raccomando, gazzettaregionale.it, tutti i giorni troverete tanti aggiornamenti dalla Serie A fino all'ultima delle Ho categorie. fatto così perché mi sono dimenticato. Ecco, io ti aspettavo. Mi Scusate. stavo offendendo io, mi Esatto. stavo offendendo. Volevamo salutare Simone Scibetta, Però avete avuto una ma lo salutiamo No, prima, quindi prima. ci viene via, continueremo. Allora, guarda, hai 2 secondi per Vai. dire la cosa più importante che ti viene in mente in questo momento. Vai. A posto, dai. Grazie. Così. Ma dalla prossima settimana ci stiamo organizzando per quanto riguarda le top 5 che io decanto a mia moglie a San Valentino. Ti piace tanto. Esattamente, mi adora quando lo faccio. Per organizzare una sorpresa qui in trasmissione, non vi promettiamo niente, ma il nostro De Epifani è diabolico, ha già studiato una sorpresa per i nostri spettatori. Spettatori, State per cui con noi. State con noi, stay tuned. Ciao a tutti, grazie mille, grazie a Simone Scibetta che ha Grazie proprio a voi. usufruito di questi 2 secondi per dire la cosa più importante Grazie a che, voi, che aveva in non mente. sbaglio mai, Non sbagli mai, sei un incredibile. cecchino. Grazie al direttore Diego Cavaliere. Grazie a Gabriele Ziantoni. Grazie a Derifanio, a Valerio Derifanio, grazie a Gabriele Piastra di redazione. A lunedì prossimo. Ciao. Ciao.